Amici bellini, la cosa è ufficialissima, quindi non tirare i piedi, Azzurroflu 1 che non tirare i piedi, ma si capiva che era ufficiale. Dobbiamo parlare di questo ragazzo, Lindstrom. Cominciamo. Lindstrom, si dice Strom, è che è una specie di accelerata di motocicletta, Lindstrom. Benvenuti sul canale, benvenuto Alessio Sollo, benvenuti tutti quanti i nuovi, quelli che capitano qui per la prima volta. Io sono Valerio Fluido, sto in America e però resto legato alla mia terra parlando del Napoli, perché il Napoli è identità. Lasciate il like per questo grande acquisto del Napoli. Cominciamo a dire le cose come stanno. Questo è un grande acquisto e adesso però cerchiamo di capirlo a livello tecnico come si inquadra in campo, perché nel frattempo che se ne parlava io ho cominciato a guardare un pochino di highlights, i famosi video di skills, di goals e skills, e anche sono andato un pochino più nel profondo perché, ok, quello che si vede negli highlight è sempre splendido. Se facciamo un video di highlights di Politano e di Lozano possiamo fare dei bei video, cerchiamo di essere seri sotto questo punto di vista. Il ragazzo però è molto giovane e anche a livello economico è un'operazione che ha tanto senso. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Con un Ambrabam tattico ci spostiamo e la prima schermata che vi voglio far vedere è questa partita, che era la partita di Champions League, dove il Napoli affrontava il Francoforte e dove abbiamo affrontato Lindstrom. Probabilmente potrebbe prendere il numero 29 che è libero in questo momento anche nel Napoli, e lo vediamo nei due trequartisti dietro Colomouani. Perché è importante vedere questo? È perché se andiamo a scoprire i ruoli preferiti, quelli fatti in carriera da Jesper Lindstrom, scopriamo delle cose. Non è un'ala destra pura, come qualcuno ha detto, perché va via Lozano, pigliamo Lindstrom alla destra pura. Non proprio. Come vedete, qualcuno l'aveva già visto perché l'avevo già spoilerato l'hitmap di Lindstrom. Un po' a tutto campo. Questo è veramente un centrocampista d'attacco, diciamo il numero 10 moderno, lo dice anche De Zerbi, quindi non dovete fidarvi di me, potete fidarvi di De Zerbi. È un centrocampista d'attacco che secondo me può essere però listato, se vogliamo parlare a livello di fantacalcio, poi vedremo come sarà, però può essere listato attaccante. Perché ha una propensione all'attacco, ha un dribbling molto molto importante, è molto veloce con la palla al piede, ha l'accelerazione, ha lo strappo e ha la propensione ad andare verso la porta. Non ha come caratteristiche che dovrebbero avere tutti i centrocampisti il passaggio come caratteristica sua preferita principale. Non è la sua cosa preferita. Se andiamo a vedere le statistiche, adesso andiamo a vedere, e la percentuale di passaggi riusciti non è la sua specialità. Questo però va anche contestualizzato con la squadra in cui giochi, perché può essere pure che il tuo passaggio era abbastanza preciso, il tuo compagno si addormenta, si fa anticipare e risulta un passaggio non riuscito. Cerchiamo di capirci anche sotto questo punto di vista. Ecco, vedete, se vedete i passaggi tentati, i passaggi completati, i passaggi progressivi, non sono numeri esaltanti, onestamente. Sono più esaltanti quelli che riguardano i tiri, quelli che riguardano i gol che non vengono da calcio di rigore, ovviamente, e anche, cosa interessante, perché lo sappiamo che l'ala deve anche difendere, se lo vogliamo mettere ala destra, che li fa i tackles, cioè si butta al recupero del pallone, non ha paura di buttarsi nella lotta e non è uno che se la guarda la partita. Questa è una cosa importantissima. Andiamo un pochino nello specifico del ragazzo. 29 febbraio, anno bisestile, porterà fortuna, quindi ogni 2 o 3 anni non fa il compleanno sto ragazzo. Nel 2000, quindi a 23 anni, 1,82, molto alto, parecchio, non è 1,90 m, ma è alto, e soprattutto è mingherlino. Qua non porta il peso, però lo sto leggendo un po' dappertutto, 66 kg. Anche dai video si vede che è slanciato, che io ho detto, volendola vedere in negativo, mingherlino, cioè la paura quando vedo Lindstrom in campo è che in Serie A lo alzano da terra, e proprio lo spingono e lo alzano da terra. Non voglio dire che in Germania non ci siano difensori tosti, assolutamente, però sappiamo che si dice sempre che il campionato italiano
è un campionato che a livello difensivo è più impegnativo di altri, e quindi, come è successo per Kvara, che molti dribbling li affronta anche con forza, andando proprio in contrasto, andando via col pallone anche in contrasto. Questa è una delle cose che si vede fare da Lindstrom nei video, però secondo me dovrà mettere un po' di massa, come ha fatto Kvara quest'anno, perché quest'anno lo vedo più grosso Kvara. Non devi perdere la velocità e lo spunto, e non credo che Kvara né Lindstrom li perderà, però mettere un po' più di massa sarà importante. L'altezza c'è. Però l'altezza non significa automaticamente colpi di testa, perché non ho visto una sola immagine di Lindstrom che va a attaccare il pallone in aria. Questo non mi sembra una delle sue caratteristiche. Piede destro, non c'è dubbio, si vede in tutti i video. E parliamo di un contratto di 5 anni, si dice 2,3 milioni all'anno. Voi magari non li sentite questi rumori, ma li sento io che stanno strombazzando perché è arrivato Lindstrom a Napoli. 5 anni di contratto, 2,3 all'anno. Si parla di operazione non, come ci avevano detto, di prestito con poi obbligo di riscatto, ma di acquisto a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni. Dobbiamo capire i bonus, ma siamo lì. Ecco, questo è interessantissimo per capire il ruolo di Lindstrom, perché vedete che ha fatto nella sua carriera un po' tutti i ruoli del centrocampo. In un'occasione, in pochissime occasioni, si è ritrovato anche punta e anche centrocampista difensivo, defend midfielder, ma, come dice Amy Scouting, non è tutt'oro quello che luce. No, non è questo, è che qua si considerano anche le partite quando lui stava nelle giovanili, quando qualche partita di nazionale. Queste sono tutte le sue partite della sua carriera. Concentriamoci un pochino su quello che ha fatto nell'ultimo anno, e nell'ultimo anno, quello che poi ci porta a vedere gli highlights, lo vediamo spesso a destra, lo vediamo qualche volta a sinistra, lo vediamo fondamentalmente partire per vie centrali il trequartista destro, come abbiamo visto nella formazione contro il Napoli, che quindi ha libertà poi di incrociarsi con l'altro e di andare dove lo spazio lo richiede. Le cose migliori le fa da centrocampista d'attacco, lo vedete, centrale, che poi è anche un ruolo che abbiamo dipinto per Gabri Veiga, è un ruolo con cui possiamo descrivere Zielinski. Quindi Lindstrom, in una situazione dove per esempio Zielinski ha la febbre, Elmas, questo qua lo puoi mettere anche mezzala, assolutamente sì, perché il tackle ce l'ha, ha il dribbling per andarsene e creare la superiorità numerica, e ha la propensione anche al tiro. Questo potrebbe essere più mezzala che ala. Questa è importante, questa cosa. Dobbiamo capire il Napoli come si sta muovendo, perché abbiamo una situazione, e questo lo vedremo domani ancora meglio, dove faremo un pochino una considerazione generale su tutto il mercato del Napoli e capire se ci sono ancora dei ruoli scoperti. Questo ragazzo a sinistra 13 volte, centrale così, come right winger, io leggo 6 partite, che parte proprio come posizione pura nella zona di Politano e di Lozano. Quindi attenzione, se il Napoli l'ha preso per questo, ne avranno sicuramente parlato con il ragazzo e con Garcia, e quindi vediamo un nuovo ruolo da sviluppare per il ragazzo. Ma questo è uno che sta a tutto campo, e di solito è il numero 10 che si cerca la posizione e va dove ti porta il vento. Ora queste vanno prese con le molle, queste cose qua, perché l'abbiamo fatto per Nathan, l'abbiamo fatto per Cajuste, lo facciamo anche per lui. FBIR non porta grandi punti di forza, non ha significanti punti di forza. Se parlavamo di Cop Miners, diceva per esempio non ha significanti punti di debolezza. In realtà, per quanto riguarda Lindstrom, dice non eccelle in nulla. Non sono d'accordo. Da quello che abbiamo visto, secondo me sul dribbling eccelle, dovrebbe essere un suo punto di forza. Sulla debolezza, il passaggio, come vedete, i duelli aerei e il cross. Non è un gran crossatore, e lo stanno dicendo un po' anche tutti. Mi fido di Amy Scouting quando lui dice ho guardato le cose e sul cross non è proprio la sua cosa preferita. Teniamolo presente se dobbiamo metterlo a destra. Attenzione, perché in questo momento arriva Lindstrom, cioè è arrivato Lindstrom. In questo momento Napoli-Lazio, io metto Politano in campo. Ve lo dico subito. Poi questo è un grandissimo acquisto che crescerà e diventerà anche esaltante. Questo è uno che piace, però poi lo difenderò io quando voi lo attaccherete. Adesso io vi dico andate calmi, come vi ho detto andate calmi per Nathan, come vi ho detto andate tranquilli su Cajuste, e come vi dissi Kvara è un fuoriclasse, è un fenomeno, mi sbilancio, non c'è problema. Su Lindstrom io vi dico andate calmi, dobbiamo vedere dove lo dobbiamo mettere, stile di gioco, fatemelo fare un pochino più grande che non riesco a leggere mai,
è una minaccia in contropiede perché è velocissimo palla al piede, gli piace dribblare e ci siamo, gli piace giocare con passaggi corti, non si butta nei tackle, non è uno che va in scivolata, però la sua fase difensiva la fa. Volendo per esempio fare un paragone veloce con Kvara, vedete Kvara i suoi punti di forza sono stati già stabiliti ampiamente e mi ci ritrovo anche, no? Passaggi chiave, la palla filtrante, la finalizzazione, il dribbling, i tiri da lontano, i passaggi, gli piace andare all'interno, gli piace i layoff, mi scordo se su layoff, vabbè non fa niente, gli piace dribblare, un po' debole nella disciplina, lo stiamo vedendo che si sta un po' arrabbiando molto spesso sui contrasti, sta avendo un po' delle reazioni, vediamo cosa succederà con Kvara. Comunque mi trovo, ecco perché attenzione, ci potremmo fidare di queste statistiche, e trovandoci facendo, vediamo anche quelle di Politano, stesso sito, il cross è un suo punto di forza, gli piacciono i tiri dalla distanza, gli piace crossare, gli piace fare la fase difensiva, lo abbiamo visto che Politano si applica molto nella fase difensiva, è debole nei duelli aerei e ci troviamo, quindi è abbastanza affidabile questo sito. E visto che stiamo accompagnando Lozano a piedi, perché l'operazione, se veramente il Napoli riesce a prendere 15 milioni col PSV, fa un'operazione a livello economico straordinaria, però il cross Lozano ce l'ha, gli piace tagliare all'interno, gli piacciono i passaggi brevi e è una minaccia sui calci piazzati indiretti. Questo non lo abbiamo visto noi, ma probabilmente lo hanno visto nella nazionale messicana, lo hanno visto nel PSV. Non ha grandi debolezze. Io sulle debolezze di Lozano invece ci posso dire che non ha un dribbling secco, lo deve fare in velocità. La debolezza probabilmente è nella forza, perché ogni tanto lo vediamo che cade, tira e cade, ce lo diceva Gattuso, e insomma qualche debolezza sicuramente Lozano ce l'ha. E poi anche senza debolezze può essere anche che non ti va più bene e che non sta funzionando sulla tua squadra. Non voglio difendere Lozano a spada tratta, non vorrei però nemmeno attaccarlo a prescindere, perché secondo me ci ha dato quello che ci ha dato. Se pensi al prezzo del cartellino forse sì, ci aspettavamo qualcosa di più, ma guardiamo avanti. Ecco, prendendo in considerazione l'ultima stagione in Bundesliga, 7 gol, 5.75 di XG, quindi vuol dire che ha fatto gol non facili, belli non facili. Allarghiamo perché vengono 44 tiri, di cui 18 in porta, 11 fuori dalla porta, bloccati, ribattuti 15, 3 volte in fuorigioco, 17 volte ha subito un fallo, 2 assist solamente, quindi non è proprio uno di quelli che è il rifinitore. 457 passaggi completati 316, 69%. Non è male, ma non è benissimo. I tackle li prova, il 25 su 40 vanno a segno, quindi 63% di tackle, non è male. E qualche fallo lo fa, 17, 2 cartellini gialli, quindi non sono falli gravi. Ci piace, siamo chiarissimi, ci piace, però non voglio che il napoletano si aspetti che è arrivato un Kvaratskhelia che gioca a destra, perché non è così. E se noi abbiamo questa aspettativa del ragazzo, è stato pagato 25 milioni, ricordiamo che è stato pagato 40 milioni Lozano, quindi è stato pagato meno di Lozano, non aspettiamoci che questo ragazzo venga e distrugga tutto come ha distrutto Kvara. È un ragazzo da inquadrare tatticamente, Garcia deve capire come vuole far giocare il centrocampo, come stabilire le coppie, perché in questo momento le coppie sono a mio parere tutte sballate e le dobbiamo far vedere con un video apposito domani, perché abbiamo, quanta gente possiamo mettere sulla destra? Elmas, Raspadori, Politano, Lozano se ne va, ok, anche Lindstrom, a centrocampo invece ci ritorna Elmas, ci ritorna Raspadori, Cajuste deve fare 2 ruoli perché vice Lobotka e vice chissà, quindi numericamente stiamo a posto, però che abbiamo occupato il 17° slot, però dovrebbe uscire Dem, dovrebbe uscire Zedat, che dobbiamo ancora capire, potrebbe anche essere che non è finita. Io però vi avevo detto, un colpo me lo aspetto, 2 è più difficile, vediamo cosa succede. Quindi è una sorta di pompieraggio per difendere il ragazzo, non per diminuirne il valore. Attenzione, non voglio che i tifosi si aspettino un funambolo che spacca tutto, perché altrimenti poi lo attaccano e facciamo la fine di poco prima. E invece no, andiamo con calma, il ragazzo secondo me deve crescere, in prospettiva è un grande acquisto. Rendiamoci conto anche del tipo di mercato che sta facendo
del Napoli continuano ad abbassarsi il monte ingaggi, perché se ti levi Lozano da 4,5 che ti costa 9, prendi questo da 2,3 che ti costa più o meno 5, siamo là, e abbassi alla grande. Contratto lungo di 5 anni, come prendi Nathan, come prendi Cajuste, si abbassa sempre di più l'età, si abbassa il monte ingaggi, Napoli che resta competitivo assolutamente, si punta di più sul Raspadori, insomma c'è la voglia di programmare per il futuro a livello di squadra. Però io al momento vi dico che parte in panchina da New York Valerio Fluido. È tutto, voi non ci potete credere, questo video prenderà i dislike, lasciate like per l'onestà, poi ognuno vede il calcio come lo vuole, e io appena lo vedo con la maglia del Napoli dico caspita, è più forte di Kvara, però qualche dubbio me lo mantengo, così sono più sorpreso dopo se lo fa.